Vogliamo sentire anche il parere di un lavoratore su questo incontro che si sta svolgendo qui a Realmonte. Ma intanto diciamo che da 27-28 anni che siamo tutti dei precari dislocati nei comuni, che nessuno mai ci ha fatto una proposta seria, né tantomeno sindacati, né tantomeno forze politiche, e che continua purtroppo in maniera cattiva veramente, a fare pubblicità e campagna elettorale solo sulla pelle nostra. Non si può parlare di stabilizzazione a 18 ore, 18 ore è il 50% del monte ore che dobbiamo fare, sono 550 euro al mese. Ora dico a tutti, dopo 28 anni che ci hanno distrutto il futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, di tutti, come si fa a vivere con uno stipendio di 550 euro al mese? Oltretutto si fa la proposta della Resais, che è una proposta indecente, per quale motivo? Ci sono categorie A, B, C e D. Praticamente nella Resais è un contenitore privato, come voi sapete. Che succede? Che praticamente nessun sindaco prende UC o D che non ha potere di firma, perché noi nella Resais diventiamo privati. Diventando privati cosa succede? Succede che noi perdiamo lo status di dipendente pubblico e che quindi C e D non hanno potere di firma. Chi è quel sindaco che dice io mi prendo un C o un D quando non può firmare un documento? Io sto capendo oggi che stanno facendo solo campagna elettorale, fatto sta che nel manifesto c'è scritto PD, io ho detto tutto. Cosa si dovrebbe fare secondo lei? Cosa si Quale dovrebbe potrebbe fare? essere? Ecco sì, appunto, Sì. una proposta. Ma non ci sono proposte, la proposta viene da sé. Cuffaro che cosa ha fatto con i regionali? Li ha declassati e li ha fatti entrare in ruolo a 36 ore. L'onorevole Lombardo che ha fatto? Li ha declassati i regionali e li ha fatti entrare a 36 ore. Il Presidente della Repubblica che ha fatto ultimamente? Ha fatto una legge dove non esistono più, nel Quirinale non esistono più i precari, che facciano pure loro questo perché è solo una questione di volontà politica. Se vogliono possono risolvere tutto senza Resais.